Zona gialla per il Friuli Venezia Giulia sul fronte degli incidenti mortali sul lavoro. Il report dell'Osservatorio Sicurezza del Vega di Mestre. A poche ore dal sinistro costato la vita al 68enne di Fontanelle, Ivo Bellotto, deceduto martedì mattina a Fiume Veneto, arrivano i dati che fotografano una situazione tutt'altro che positiva a livello nazionale. A fine marzo 2024, spiega Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio, si contano tra infortuni nel luogo di lavoro e in itinere 191 vittime, 5 in meno rispetto a fine marzo del 2023. Crescono le morti avvenute in occasione di lavoro, più 2%. Ad allarmare sono le incidenze della mortalità, specie quelle che riguardano gli over 65. Il pordenonese si trova al 15° posto in rapporto al numero degli occupati, con 2 decessi al 31 marzo. Nella destra tagliamento ci sono 14,8 incidenti per milione di abitanti, mentre a Gorizia il dato è leggermente più alto, con 17,7 casi. Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro nel mese di marzo sono 37 su un totale di 151 in tutta la penisola, con un rischio di morte sul lavoro che risulta essere quasi triplo rispetto agli italiani.